questi non sono incidenti, sono atti criminali innanzitutto, perché arrivare a questo punto stiamo parlando di delinquenti e di fronte a dei crimini io non credo che ci possa essere un tipo di sicurezza, cioè ci troviamo di fronte veramente a delle persone deviate e a questi rischi è molto difficile far fronte, devo dire la verità. Una cosa è certa, nella notte di follia di Castagnole il bilancio dello scontro tra un treno regionale e il furgoncino abbandonato dopo una spaccata poteva avere conseguenze ben peggiori. Lo sa bene Alessandro Trevisan, una vita sui treni, è già sindacalista dell'Orsa. Di questo e di altro si è parlato a Preganziol nella giornata dedicata al genio Ferrovieri. Se da un lato la digitalizzazione ha aumentato ulteriormente la sicurezza per chi viaggia su rotaia, dall'altro ha svuotato le stazioni con un aumento di vandalismi ed episodi criminali. Lungo la ferrovia sul Terraglio, ad esempio, più volte sono stati avvistati ragazzini impegnati in giochi pericolosi e sfide social. Il presenziamento che è sparito del personale ferroviario nelle stazioni di linea ha determinato una desertificazione per cui oggi qualcuno può tranquillamente arrivare in una stazione disabilitata e fare quello che vuole. Una volta la presenza del ferroviere, considerato una volta una sorta di pubblico ufficiale, aveva la divisa eccetera, aiutava a evitare che ci fossero questi eccessi. Da vecchio ferroviere direi io tornerei al passato almeno perché questo presenziamento è sicuramente un deterrente. Ma per riempire le stazioni servono risorse umane ed economiche. L'appello è lanciato. Abbiamo delle stazioni che potrebbero essere utilizzate per il sociale che spesso sono chiuse, sono il ricettacolo di gente che si ripara alla bene meglio insomma.